não mais deixaremos de amar. Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, siamo collegati in diretta dai nostri studi di Vittorio Veneto. Oggi è giovedì 3 agosto 2023 e siamo pronti per vivere insieme ancora una volta l'avventura dei giovani della diocesi di Vittorio Veneto a Lisbona per la giornata mondiale della gioventù. Lo sapete, in tantissimi ci avete seguito nella scorsa puntata, la puntata di martedì, che ha aperto ufficialmente questi nostri collegamenti che si protrarranno fino a domenica, per appunto raccontarvi quello che è il viaggio dei giovani della diocesi di Vittorio Veneto a Lisbona. Anche questa sera abbiamo tanti contributi da mostrarvi, tanti scatti, avremo il nostro collegamento privilegiato con Lisbona. Prima però saluto e ringrazio per essere qui in studio Don Roberto Bisker, buonasera. Buonasera a te Federico, buonasera a tutti. Don Roberto Bisker, direttore dell'ufficio pastorale familiare, nonché parroco del Duomo di Conegliano, ho detto giusto, Sì, vero? Duomo, San Rocco e Costa. Ecco, esattamente. E ci terrà compagnia questa sera commentando quello che ci racconteranno i nostri inviati a Lisbona. Quindi io apro subito il collegamento con Lisbona. Gioele, Sara, mi sentite? Certo, ti sentiamo. Perfetto. Ti sentiamo perfettamente. Hola, molto bene, anche noi vi sentiamo. Vi vediamo in una situazione un po' più tranquilla rispetto a quella della scorsa puntata e quindi possiamo anche fare le presentazioni ufficiali perché l'altra volta non c'è stato il tempo, quindi io saluto e ringrazio Gioele De Zotti e Sara Gasponi che appunto sono i nostri inviati di punta appunto per la Tenda TV in quel di Lisbona. Innanzitutto vi chiedo come stanno andando queste ore, qual è l'atmosfera? Allora, in queste ore sta andando tutto benissimo, c'è un'atmosfera veramente di gioia e di felicità che comunque circola anche qui fra le strade di Belém, perché oggi siamo in collegamento da Belém e diciamo che c'è veramente un bel clima ed è bello stare qui. Si sentirà forse un po' di vento perché siamo proprio sulla costa oceanica, diciamo, e quindi a parte questo piccolo problemino direi che va tutto alla grande. Sara. Sì, confermo, c'è un bellissimo clima, c'è tanta voglia di incontrarsi e è bello rivedersi tra gruppi. Oggi eravamo pochini sparsi per tutta la città, per Lisbona, per Belém, appunto dove siamo noi, e c'è un clima di gioia. Non a caso siamo vicini appunto al Parco della Gioia, in questo momento chiuso, ma uno dei luoghi di questa GMG dove c'è anche poi il Parco della Riconciliazione e tanti stand per noi giovani, ecco. Ecco, noi ci eravamo lasciati nella serata di martedì, voi eravate collegati proprio dalla collina dell'incontro, che è questa distesa, possiamo dire, molto grande, fino a pochi istanti fa, appunto, questo luogo, che poi sarà il luogo che accoglierà i giovani anche nella giornata di domani, di sabato e di domenica per i vari appuntamenti, proprio pochi istanti fa c'è stata la cerimonia di accoglienza di Papa Francesco. Diversi sono stati i momenti ufficiali in questi 2 giorni, perché è da ieri mattina che il Papa è lì a Lisbona, ma quello del tardo pomeriggio, insomma di giovedì, è stato il momento in cui c'è stato il primo bagno di folla effettivo tra Papa Francesco e i giovani. Voi appunto non siete lì in questo momento, ma devo dire che l'atmosfera, insomma, dalle immagini abbiamo visto, dopo magari andremo magari a rivedere qualcosa, è quella di un entusiasmo dilagante, giusto? Corretto, sì, c'è un entusiasmo incredibile qui che si respira anche adesso. Dietro di noi c'è un sacco di gente che sta passando ed è bellissimo vedere che c'è appunto questo entusiasmo diffuso da parte di tutti e alla fine siamo tutti qui riuniti sotto un'unica fede ed è bellissimo, ecco, vedere queste immagini e anche farne parte, quindi
far parte di questo bellissimo movimento. Ecco, prima che il Sì, vento, confermo. prima che il vento vi porti via, stiamo vedendo adesso delle immagini che ci giungono proprio in diretta dal circuito internazionale della GMG e vediamo, insomma, vediamo anche delle suore di diverse nazionalità che appunto proprio in diretta dalla collina dell'incontro, come stavamo dicendo poc'anzi, stanno festeggiando, stanno cantando e quindi insomma l'atmosfera mi pare che sia quella giusta, vero Sara? L'atmosfera è delle più gioiose, l'hai detto, vediamo qua davanti un sacco di ragazzi passare, ci sono cori, ci sono strumenti musicali, bandiere, c'è tanta voglia anche di mettersi in gioco, cioè di andare come Maria in fretta verso gli altri e di incontrarsi appunto. Perché ricordiamo che appunto il tema di Maria è un po' il fil rouge di questa giornata mondiale della gioventù. Sì, esatto, anche ieri nella nostra catechesi siamo partiti proprio dal Vangelo di Luca, quindi dal versetto di Maria che si alzò e andò in fretta verso la cugina Elisabetta e come Maria noi vogliamo muoverci in fretta verso l'altro, una fretta buona, una fretta sana che ci spinga a metterci in gioco e a fare di noi un regalo grande per gli altri, ecco. Ecco, iniziamo pure a commentare le immagini che appunto state vedendo anche voi in questo momento. Dove eravate qui ieri mattina? Ieri mattina era la catechesi, come tema aveva l'ecologia integrale, siamo partiti come detto dal Vangelo di Luca e da alcuni spunti dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, quindi avevamo il tema dei rifiuti, del consumo delle risorse e dell'impegno per la casa comune e da quelli ci siamo poi divisi in gruppetti di varie diocesi tutti d'Italia per riflettere insieme e appunto cercare un punto comune, una visione nuova, confrontandoci anche con gli altri, da poi restituire all'intero gruppo di 1000 giovani che eravamo riuniti nella stessa chiesa. 1000 giovani, però possiamo dire che queste catechesi sono delle catechesi diffuse in tutta Lisbona, quindi in tante chiese, a seconda appunto delle lingue, delle diverse nazionalità, viene proposta la stessa catechesi in parallelo, giusto? Sì, esatto, in tantissime chiese in giro per Lisbona e nelle città che ci ospitano vengono organizzate le catechesi, vengono organizzati per gruppi di lingua, per gruppi di provenienza. Noi eravamo insieme a giovani di tutte le diocesi d'Italia, dalla Lombardia, dal Piemonte, fino alla Puglia, alla Calabria e anche alla Sicilia ieri. Quindi veramente la rappresentanza anche italiana è di tutto rispetto. E a questo proposito, dopo le catechesi del mattino, poi ovviamente dobbiamo anche far capire ai nostri telespettatori questo aspetto qui, cioè tutti gli spostamenti, eccetera. Quando centinaia e centinaia di persone, centinaia di migliaia di persone si muovono all'interno di una città, diventa tutto più complicato, vero? Io ho visto così delle foto di autobus affollati, la metro, chi riesce a trovare un posto a sedere è una conquista, quindi ci sono anche tutte queste difficoltà di spostamento nella città, vero? Assolutamente sì, però diciamo che il clima che si respira ovviamente è quello di spensieratezza e questi problemi si sorvolano senza timore, ecco. Quindi alla fine, soprattutto ne parleremo magari dopo, la festa degli italiani è stato un bellissimo momento in cui c'erano riuniti più di 60.000 giovani provenienti dall'Italia, in cui sostanzialmente i mezzi pubblici c'erano e siamo fortunatamente riusciti a prenderli e però alla fine il clima che si respirava era quello veramente di spensieratezza e siamo comunque riusciti, ecco, a ritornare nella nostra residenza che è a Cassem e senza troppi problemi, senza troppe difficoltà, ecco. Ecco, noi stiamo vedendo appunto le immagini a cui ti riferivi tu, perché nella serata appunto di mercoledì sera, mercoledì 2 agosto, c'è stata questa grande festa degli italiani. Allora spieghiamolo, la Pastorale Giovanile Nazionale ha organizzato questo momento di incontro per tutti i gruppi provenienti da tutte le diocesi d'Italia sulla spiaggia, se non sbaglio, vero? Per un momento di musica, di testimonianza, di condivisione, giusto?
Esattamente, è stato un momento davvero bello anche poter riunire in un unico luogo tutti gli italiani di questa giornata mondiale della gioventù, che appunto ricordiamo si svolge a Lisbona. E è stato davvero bello perché si sono alternati diversi momenti nell'arco della serata. C'è stato un primo momento di svago, di divertimento, di musica, per poi passare anche a delle testimonianze da parte di diverse personalità, a partire dallo sport, lo spettacolo e comunque anche personalità, diciamo, di una certa rilevanza religiosa. In particolare sono intervenuti la Scusate un secondo perché è partita un attimo una clip con l'audio, ecco, in base a quello che dicevi tu poc'anzi, stiamo vedendo proprio una clip realizzata da qualcuno di voi, non lo so da chi, ma insomma lo ringraziamo, ecco, che fa un po' una panoramica e volevamo proporla appunto anche ai nostri telespettatori per far vedere un po', ecco, vi sarete accorti in queste in alcuni dei nostri scatti, alcuni dei nostri video, che i nostri diocesani sono tutti connotati dalla maglietta blu. Ecco, quindi quando vedete magliette blu, 99 su 100 stiamo parlando della diocesi di Vittorio Veneto. E a questo proposito, mentre continuiamo a lasciare appunto le immagini perché sono molto belle, molto suggestive con questa visione un po' soggettiva di tutti i volti che stanno prendendo parte alla GMG di Lisbona, io sono riuscito poi a individuarvi anche all'interno della diretta di TV 2000. Perché appunto più e più volte siete stati inquadrati, insomma, ecco, quindi magari dopo, mentre appunto adesso vi chiedo di raccontarmi un po' e di raccontare ai nostri telespettatori che tipo di spunti ci sono stati anche nel corso della serata, perché oltre ai momenti musicali che hanno sì animato la maggior parte appunto dei giovani presenti, ma ci sono state anche delle testimonianze importanti, giusto? Assolutamente sì, come dicevi appunto ci sono stati dei momenti di divertimento e di svago e che sono poi stati alternati da testimonianze, in particolare dalla Chirichella, Don Ciotti, Enrico Galliano, e l'attrice Giusy Buscemi e il Cardinal Zuppi. Poi la star aggiungerà anche alcune parole in merito alle testimonianze. Quindi diciamo che sono intervenute anche diverse personalità, appunto del mondo, a partire dallo spettacolo per poi passare allo sport, eccetera. E poi ci sono stati anche appunto momenti musicali con la presenza anche di personalità dello spettacolo e del panorama musicale italiano che hanno comunque contribuito all'animazione, ecco, della serata, per poi concludere con un momento veramente intenso di preghiera. Ecco, allora Sara, continua Sì, esatto. pure nel racconto. Sì, esatto, il tema era essere protagonisti e proprio attraverso le testimonianze, i racconti, ma anche i momenti di musica e di spettacolo, siamo riusciti ad ascoltare tante voci di protagonisti, di giovani protagonisti. Non sono mancati spunti particolarmente tosti anche che ci hanno spinto nella riflessione. Si è parlato di confusione rispetto al proprio futuro, si è parlato di difficoltà nel gestire una relazione e anche di amore violento. Tutti spunti che ci hanno lasciato qualcosa dentro che stiamo continuando a coltivare in queste giornate e che porteremo fino alla fine della GMG. Una cosa particolare che mi è rimasta dal momento di preghiera che ha concluso poi la festa degli italiani è stata lasciata da Don Michele Falabretti, responsabile nazionale della pastorale giovanile. In un momento molto intenso in cui al buio abbiamo acceso tutti la nostra torcia, come si vede dalle immagini mandate in onda adesso, ci ha ricordato che nessuno di noi vuole essere solo un puntino in questo mare di torce, ma che ciascuno di noi vuole far conoscere i propri sogni e vuole essere ricordato nel futuro, e che quindi ciascuno di noi può essere il protagonista. Ecco, molto bello quello che ci stai dicendo tu, ci avete riassunto insomma queste 2 ore molto intense, le immagini devo dire parlano da sé, siamo passati prima da un momento più festoso appunto come ci ricordava anche Gioele, diversi cantanti, abbiamo sentito tante hit anche del momento e poi c'è stato così un crescendo fino poi al momento di
preghiera. Stiamo vedendo proprio alcune immagini in questo momento, questo crocifisso che viene portato sul palco, l'atmosfera è cambiata, il silenzio, la meditazione, dei momenti veramente molto intensi che appunto noi magari abbiamo potuto vivere da qui, li abbiamo seguiti su TV 2000, ma immagino che da lì l'emozione sia stata piuttosto forte. Sì, c'è stata tanta emozione, i momenti che state vedendo sono quelli del dono del crocifisso di San Damiano e poi anche della statua della Madonna di Loreto, che hanno guidato un attimo i momenti di preghiera finale. È stato molto intenso riuscire a passare da un momento di grandissima festa in cui comunque tutti insieme ballavamo, cantavamo, ci avete visto tanto entusiasmo che ci ha fatto anche riconoscere, a momenti in cui siamo riusciti a rimanere in silenzio e ad ascoltarci, pur essendo 60.000, pur essendo tutti insieme nello stesso posto, un momento che ci ha toccato particolarmente, ecco. Ecco, e questo è stato un po' forse il primo momento anche così che vi ha fatto un po' sentire il bagno di folla. È vero che c'era stata anche la messa del giorno prima, ma insomma qui eravate proprio tutti uniti, la diocesi di Vittorio Veneto al completo e compatta. Veniamo nella nostra narrazione, poi ovviamente darò spazio anche a Don Roberto Bisker, ma è proprio bello questo racconto che ci state facendo in prima persona. Veniamo alla giornata di oggi. Come è andata oggi? Questa mattina nuovamente una catechesi. Esattamente, e questa mattina il tema è stato l'amicizia sociale e sostanzialmente ci siamo soffermati su un passo del Vangelo relativo appunto al primo miracolo di Gesù, quindi le nozze di Cannes, e sostanzialmente abbiamo cercato di andare ad analizzare il testo anche con l'aiuto di alcuni spunti di riflessione relativi ad alcuni passi di alcuni, diciamo, libri. In particolare ci sono stati, diciamo, 4 tracce che hanno caratterizzato, ecco, la condivisione nei gruppi. La prima traccia che aveva come titolo Sentire l'altro, la seconda traccia Condividere, la terza traccia Fare casa e l'ultima traccia Essere benedizione. Quindi poi con l'aiuto di queste tracce abbiamo, diciamo, svolto delle riflessioni in piccoli gruppi che poi ovviamente abbiamo riportato al termine di questa condivisione, che poi è stata seguita, ecco, dalla Santa Messa. Quindi è stato anche oggi un altro momento di forte riflessione con la quale partire in questa nuova giornata della Giornata Mondiale della Gioventù, e anche oggi diciamo, ci sono stati notevoli spunti, ecco, di riflessioni interessanti, ecco, in merito a queste tematiche qui. Molto bene, molto bene. Dopodiché intanto stiamo vedendo sempre alcuni dei video, dei così contributi che ci arrivano, vediamo i volti e tra poco andremo a vedere anche tutta una serie di selfie, anche di immagini, insomma, che ci avete inviato nella giornata di oggi. Poi oggi pomeriggio un po' di calma e tranquillità, com'è? Esatto, oggi pomeriggio un po' di tranquillità anche in vista delle prossime giornate che ci aspetteranno, che saranno particolarmente intense sia dal punto di vista fisico che spirituale, quindi ci siamo appunto presi un po' di tempo per noi stessi, per riposare, per ricaricare le batterie e appunto, come dicevamo inizialmente, siamo in collegamento da Belém e non so se la Sara voleva aggiungere qualcos'altro in merito alla giornata di questo pomeriggio, lascio la parola a lei. Sì, diciamo che non è un tempo assolutamente sprecato quello libero, è un momento che ci permette di creare gruppo anche tra i diversi gruppi di viaggio, no? Quindi tra la corriera e i 2 aerei che finalmente si sono ricongiunti oggi per la giornata intera, e quindi a gruppi di 10-15 persone abbiamo un pochino girato varie zone. C'è qualcuno che è andato all'Oceanario di Lisbona, qualcuno che è venuto a Belém appunto. Davanti a noi abbiamo l'antica abbazia, abbiamo il monastero, alle nostre spalle in fondo, sullo sfondo c'è il monumento a Vasco da Gama. E ecco, è stato un bel momento anche per Qui una foto particolarmente significativa, vero? Sì, erano le indicazioni date dal nostro Don Lorenzo Barbieri prima della partenza da Casem, ecco. Quindi diciamo che anche tra gruppi state cominciando, insomma, a conoscervi, perché l'abbiamo detto, magari per chi si fosse perso, c'è stato un gruppo che è partito in corriera e 2 gruppi sono partiti in aereo. Tra l'altro vedo che avete fatto anche tanti selfie con dei personaggi noti.
Assolutamente sì, abbiamo avuto modo di comunque conoscere anche personalità abbastanza conosciute nel mondo religioso, in particolare Don Alberto Ravagnani e Don Roberto Fischer, che appunto li abbiamo trovati e abbiamo avuto modo, ecco, di scattare delle foto insieme a loro, ecco. Non sono queste le foto ovviamente di cui parlavamo, però ne abbiamo vista prima e alcune le vedremo anche dopo. So che voi avete anche degli ospiti lì, giusto? Io rientrerei in studio un attimino, se siete d'accordo, così vi do la possibilità di organizzarvi un attimino e poi ci ricolleghiamo comunque con voi per i saluti perché siete voi i titolari del collegamento. Intanto vedo delle bandiere tra l'altro del Veneto e dell'Italia che sventolano lì dietro di voi, adesso andiamo a vedere bene, ecco, non so chi sia, è uno dei vostri immagino che sta sbandierando, giusto? Ah, un attimo solo, fermi lì un attimo. Giunto. No, scusa, non ti abbiamo sentito. È il nostro gruppo che ci ha raggiunto, che è sceso dal volo. Eccoli! Eccoli. Sempre molto carichi con tanto entusiasmo. Fateci un urlo, fateci sentire un urlo. Un urlo chiedono. Un urlo! Oh là, questa è l'atmosfera. Abbiamo intravisto Don Lorenzo Barbieri. Allora, rientro un secondo in studio per poi rigirare la linea subito lì. Quindi, Don Roberto Bischer, allora, innanzitutto questa atmosfera ti fa venire un po' di nostalgia rispetto alla GMG che hai vissuto tu? Beh, devo dire di sì da un lato e d'altro lato appunto mentre guardavo queste immagini ricordavo un po' tutto il lavoro che ci sta dietro, in questo caso di Don Lorenzo, ma anche dei sacerdoti nel raccogliere iscrizioni che è tanto impegnativo, però poi quando si è lì, come si coglie benissimo dai nostri amici, c'è una gioia, c'è una serenità che davvero colpisce. Eh sì, decisamente. Dopo torno da te, Don Roberto, ma vedo subito prontissimi nel nostro collegamento da Lisbona. Allora, uno lo conosco e so che è Don Lorenzo Barbieri, responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Vittorio Veneto. Ben trovato. Ciao Federico, ciao Don Roberto. E poi sei in compagnia di? Elena da Codognano. Eccoci qua, molto bene. Allora, Don Lorenzo, innanzitutto, prima ti abbiamo visto in una foto significativa che poi andrò a ripescare, ma come stanno andando questi primi giorni? Insomma, voi siete via ormai da sabato notte, quindi insomma inizia a essere un po' importante l'esperienza che avete fatto fino ad ora. Intanto ti chiedo com'è andata dal punto di vista organizzativo e poi passeremo anche un po' ai contenuti. Don Lorenzo. Dal punto di vista organizzativo i 3 viaggi hanno avuto svolgimenti diversi, ma sono andati molto bene. Viaggio in aereo ha avuto chiaramente qualche difficoltà, per non fosse già raccontato, per raggiungere. Il viaggio in corriera molto bene, è stato un viaggio faticoso ma anche significativo perché abbiamo incontrato una comunità che ci ha accolto nel sud della Francia, gemellata con Cordignano, e poi l'accoglienza in Spagna a Palencia. Poi dal punto di vista organizzativo, arrivati qua, abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale normale per l'alloggio, ma ci siamo accasati. Quindi sono tutte cose da una parte risolvibili, dall'altra che fanno parte del normale svolgimento di una GMG e quindi fanno parte forse anche un po' dell'avventura, dello spirito di adattamento che è richiesto in un'esperienza. Don Lorenzo, cosa stavi dicendo in questa epico scatto che stiamo proponendo? Non so se lo vedi tu. Non lo vedi? Non lo vedo. Immagina quale può essere. Adesso lo vedo. Ecco. Allora... questa si chiama foto a tradimento questa. Esatto. Allora è una... No, stavo dando le indicazioni per questa mattina semplicemente, per dire che ci saremo mossi a gruppetti, come vedete anche negli scatti che adesso vengono trasmessi, e un po' le modalità per vivere la giornata. Semplicemente questo. Poi insomma... Con 140 che eravamo dovevo farlo in piedi con una certa foga e quindi ecco, anche i capelli veramente sono tirati. Quanto è difficile così coordinare il gruppone di 140 persone in una situazione comunque caotica, possiamo dirlo, perché insomma spostarsi non è facile, l'abbiamo detto anche prima.
Penso dipende molto dalle capacità. Io ce la metto tutta, non è proprio tra le mie corde l'organizzazione, ma insomma faccio del mio meglio, ecco. Quindi sì, c'è qualche difficoltà, però c'è anche grande collaborazione tra di noi, c'è il confronto, non è una responsabilità solo mia, è anche condivisa tra gli accompagnatori, i preti, quindi questo diventa anche per me un grande sostegno e quindi si affronta tutto insieme e anche collaborando tra di noi. Mentre passiamo il microfono, perché io voglio sentire dalla viva voce dei giovani, appunto, allora, come stanno andando queste giornate molto intense ma anche molto belle? I vostri volti, i vostri sguardi parlano da soli. Sì, ecco, come hanno detto i miei compagni, la felicità, la gioia è tanta. Sicuramente non manca la fatica, questo c'è anche da dire perché comunque la fatica del magari non dormire comodi, non essere a casa, adattarsi con i pranzi, dover avere molta pazienza anche per gli spostamenti, rende tutto forse un po' più difficile, ma al tempo stesso proprio per questo bello, perché in queste situazioni è necessario essere anche molto umani tra di noi, fare attenzione a chi è particolarmente in difficoltà, a chi magari si sta vivendo male la giornata, a chi magari soffre di più i tempi di attesa oppure ha difficoltà a dormire. Però tutto questo insomma fa parte anche di quello che si diceva prima, della gioia e della felicità di un'esperienza che è fuori dal comune. Quindi sì, sicuramente le emozioni sono tante, sono forti. Ecco, penso che poi, appunto, abbiamo visto, adesso stiamo vedendo le foto nostre, diciamo, ecco, del nostro gruppo, mi ci metto dentro anch'io, perché insomma, idealmente noi vorremmo essere lì con voi, ecco, vediamo anche Don Paolo Astolfo, ecco, in questo scatto, in questi selfie che vi stiamo proponendo. Però credo che ci sia appunto questa dimensione un po' di chiesa diocesana, ma anche di chiesa universale proprio, chiesa italiana ieri sera alla festa con gli italiani, nei momenti che vivrete anche nei prossimi giorni, proprio chiesa universale. Quindi questa maestosità, questo così pullulare anche di colori, proprio è una cosa veramente, il colpo d'occhio è bellissimo, giusto? Sì, esatto, un insieme proprio di colori, di culture, di lingue anche. Una cosa che mi ha colpito tantissimo è stata la messa di apertura, cioè renderci proprio conto, persone di nazioni diverse, di lingue diverse, ma lì a celebrare la messa nello stesso modo. Come dicevamo con alcuni miei compagni, è bello anche pensare che se mai nella nostra vita dovremo trovarci in altri stati, in altri continenti, troveremo sempre qualcuno che ha qualcosa in comune con noi, cioè la nostra stessa fede, e questo davvero dà una sensazione proprio di universalità della Chiesa. Ecco, qual è stato finora il momento più bello che hai vissuto? Ma penso la festa degli italiani. Ieri sera, il momento appunto finale di preghiera, è stato il primo vero momento dove abbiamo iniziato a sentire poi i brividini sulla pelle per l'emozione, insomma, e veramente mi auguro che anche nei prossimi giorni siano ricchi di queste proprie emozioni forti che possono essere create solo grazie all'essere tutti insieme e tanti insieme. Ecco, Don Lorenzo, chiedo anche a te, insomma, mettendo da parte le difficoltà organizzative, tanti momenti, la messa, diversi appuntamenti, però qual è il momento più emozionante finora? Ma anche dal mio punto di vista un momento intenso è stato quello di ieri sera della festa degli italiani, soprattutto il momento finale, come già dicevano Gioele e Sara, il momento di preghiera. Ci ha fatto un po' assaggiare che cosa significa pregare come, con un respiro ampio di chiesa. Quello è un momento particolarmente bello, intenso, che mi ha emozionato e anche mi ha emozionato non solo personalmente, ma anche pensandomi insieme con col nostro gruppo di giovani. E mi ha dato un po' l'idea dell'assaggio dei momenti più importanti e forti che vivremo nella GMG.
Eh sì, è stato proprio un assaggio. Mentre appunto stiamo continuando a proporre anche le immagini di ieri sera, io chiederei a Don Roberto Bisker, che appunto è stato a suo tempo appunto responsabile della pastorale giovanile diocesana, così di fare una domanda magari all'attuale responsabile Don Lorenzo Barbieri. Don Roberto. Dunque, mi coglie un po' alla sprovvista, però mi verrebbe da chiedere il rapporto con gli altri preti, diciamo delle altre diocesi che si incontrano, se avete avuto modo di condividere anche come sacerdoti, diciamo, questa esperienza insieme, perché mi pare che come preti è anche un'occasione di confronto, anche di sostegno reciproco, non lo so. Allora, a parte l'incontro con un prete di Treviso ieri sera in autobus, non ho avuto grandi occasioni di incontrare altri preti ancora qui a Lisbona. Parlo di preti di altre diocesi, ma penso soprattutto al cammino del Triveneto che ci ha portato alla preparazione di questa GMG, ma soprattutto dell'evento che ha preceduto la GMG di Padova, ad esempio, e tante altre cose. Quindi la preparazione previa tra di noi è stata molto bella e anche ci ha fatto sentire uniti come chiese diocesane del Triveneto. Penso che i prossimi giorni ci sarà occasione forse maggiore di incontro tra di noi, ci conosciamo tra preti del Triveneto e anche altri. Però questo è davvero, questo aspetto che chiedevi è un aspetto prezioso. E mi ha fatto cogliere in questi 2 anni anche l'importanza non solo di viaggiare da soli, autonomi come diocesi, ma di farlo assieme, con sostegno non solo così fraterno, di amicizia, ma anche fattivo, ma anche di riflessione spirituale, ad esempio su alcuni aspetti che toccano poi il messaggio da lasciare ai giovani oggi. Allora, ovviamente Don Lorenzo ci diceva che non è entrato in contatto con altri preti di altre diocesi, ma dobbiamo dire che la diocesi di Vittorio Veneto, in quanto a preti, è molto ben rappresentata, o no? Assolutamente sì. Cioè, quanti preti ci Poi sono? l'elenco, Vai. faccio il conto, sono 3 preti nel primo aereo, 3 preti nel secondo aereo e siamo 4 o 5 preti nella corriera più Don Federico che è diacono. Quindi Ecco. siamo assolutamente ben rappresentati. Direi ben rappresentati, ecco. Allora, io tra pochi istanti vi lascio, così vi lascio poi ripassare il microfono appunto ai nostri inviati ufficiali. Allora, un saluto ai nostri telespettatori, so che sono in tantissimi che seguono questi appuntamenti e che idealmente, insomma, sono lì con voi a Lisbona. Sì, un saluto a tutti e direi una preghiera per noi affinché questi ultimi giorni possano davvero toccare tanti cuori nostri e di tanti giovani che sono con noi. Don Lorenzo? Un saluto a tutti e un augurio che la nostra presenza qui possa rappresentare anche un po' i giovani che sono a casa, ma anche coloro che ci seguono, pregano, seguono magari le parole del Papa, che amplifica le parole del Vangelo in questi giorni. Sì, decisamente. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Don Lorenzo, non so se riusciremo a ricollegarci poi con te successivamente nei prossimi giorni, la vedo un po' complicata, però insomma, innanzitutto ce l'abbiamo fatta, poi vedremo, chissà. Chissà. Grazie, allora chiudiamo per un istante il collegamento appunto da Lisbona per riaprirlo tra un attimo prima di andare a chiudere questo nostro appuntamento e quindi riapriamo, eccoli qui, li vedo i nostri inviati ufficiali. Per la serata che cosa vi... Intanto... ci stanno commentando, mi arrivano dei messaggi che dicono attenzione che il vento non vi porti via, insomma, ecco, perché sono preoccupati per l'aria dell'oceano, ma oltre a questo, programmi per la serata e per i prossimi giorni?
Bella domanda. Allora, per questa sera in realtà non ci sono particolari programmi, probabilmente appunto cercheremo di passare del tempo tutti insieme e di continuare, ecco, questa giornata di riposo in vista dei prossimi giorni che A saranno intessere particolarmente impegnativi. relazioni. Esattamente, intessere relazioni fra noi, appunto fra i due gruppi degli aereo 1 e 2 e con quelli appunto della corriera e poi anche con le altre persone ovviamente che girano per la città sempre per questa giornata mondiale della gioventù. E domani? Nei prossimi giorni vivremo il sacramento della riconciliazione, lo vivremo oltre al momento del Parco del Perdono che sarà fisso durante la GMG per chi voglia avvicinarsi appunto a questo sacramento, ci sarà un momento dedicato appunto per la nostra diocesi. Avremo poi in programma la veglia che ci condurrà direttamente alla messa con il Santo Padre Papa Francesco che in questi giorni è arrivato, è stato appunto accolto come dicevi prima dalla messa di oggi e niente, siamo in trepidante attesa, non vediamo l'ora di incontrarlo, ecco, con la veglia, con la Santa Messa. Ecco, molto bene. Quindi vivremo insieme. Beh, c'è da dire che noi proveremo a collegarci con voi direttamente dalla veglia, praticamente alle 9 di sabato sera ci proveremo. Dopo, da qui a riuscirci, chi può dirlo, insomma, ecco. Però, intanto io continuo a proporre un po' di immagini, queste sono immagini che arrivano proprio in diretta perché possiamo dire che in ogni angolo di Lisbona, in ogni piazza, in ogni appunto vicolo c'è un palco da cui appunto si esibiscono diversi cantanti, c'è sempre musica, c'è sempre animazione, questa è ancora la collina dell'incontro, però è veramente molto bello tutto quello che sta succedendo lì e quindi un po' di invidia da parte nostra c'è, insomma, ecco. E quindi allora io, fortunati voi che siete lì, non posso dire, non posso dire altro. Grazie. Io vi ringrazio, vi faccio fare un saluto ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo. Allora, vi salutiamo tutti, qua con noi ci sono altri ragazzi che vogliono salutarvi facendo ciao dalla videocamera. Ciao! Eccoli! Ecco, entrate pure. Vi saluta tanto anche il nostro Don Paolo Salatin che con noi ci ha aiutato a gestire appunto la diretta, a gestire le interviste. Chiamatelo lì, Sì, chiamatelo lì esattamente. così ci saluta. Vieni. Chiamiamo anche Don Lorenzo e la Elena che appunto ci hanno appunto aiutato in questi momenti di condivisione. Ecco, finale. Rinnoviamo solamente l'invito che vi ha fatto Elena a fare una preghiera per noi che ci accompagni appunto nei prossimi giorni. Molto bene, grazie con questo quadretto molto bello, io vi ringrazio, vi saluto, grazie per tutto il lavoro che fate, poi ci ricollegheremo tra sabato sera e domenica mattina, insomma, se le connessioni ce lo consentiranno. Mi sono arrivati i complimenti per la scelta della location da cui avete fatto il collegamento. Una cosa sola che non abbiamo detto, dietro di voi cos'è che c'è? Una torre? A C'è parte il Don monumento a Lorenzo. Vasco de Gama, si può salire, alcuni giovani sono saliti, magari domani mostreremo le foto. Ecco, E spostatevi si per vede- un istante così lo vediamo. Eccoli in fondo. È un pochino in controluce. No, perfetto, bravissimi. Quindi è un monumento? A Vasco de Gama, navigatore che circumnavigò l'Africa. Molto bene, allora attendiamo gli scatti fotografici. Grazie a Sara Gasponi, grazie a Gioele De Zotti. Tra l'altro vi porto i saluti anche di Enrico Ioppo che l'altro giorno mi ha messaggiato e mi ha detto sono ragazzi miei quelli. Ecco, l'Azione Cattolica è ben rappresentata lì a Lisbona. Grazie ragazzi. Grazie a Grazie te. mille, ciao a tutti. Ciao, buona giornata. Ciao. E allora chiudiamo il collegamento, ma abbiamo ancora qualche istante qui con Don Roberto Bischer. Allora, Don Roberto, insomma, queste immagini, questo collegamento parla da sé, non ha bisogno di grandi commenti, giusto? Esattamente, grazie tra l'altro sempre alla Tenda TV e a te Federico, perché in questo modo possiamo un po' capire sul campo quello che stanno vivendo i giovani. Pensavo proprio che nelle nostre parrocchie facciamo fatica a avere, diciamo, giovani, a organizzare eventi di questo tipo, anche comprensibilmente, però questa iniziativa voluta da San Giovanni Paolo II, in maniera profetica direi, fa vedere questo volto della Chiesa giovane che credo
sia difficile, insomma, vedere e apprezzare in questi tempi. Quindi è davvero un servizio prezioso quello che fate, perché fa vedere questo volto di una chiesa che, come hai detto bene tu, non ha bisogno di tanti commenti, si commenta da sola. Eh sì, decisamente, e soprattutto appunto molto spesso si dice, vabbè, la solita cosa che i giovani non partecipano più, eccetera, eccetera. Ecco, vedere una rappresentanza così numerosa, gioiosa, festosa, trovarsi anche sia per momenti felici ma anche per momenti di preghiera, come per esempio abbiamo visto quello di ieri sera, e da qui in avanti il weekend sarà appunto costellato da questi momenti sempre via via più forti. Beh, insomma, ci fa anche ben sperare per il futuro, no, Don Roberto? Certo, è proprio così. L'idea anche di avere una chiesa che sa parlare ai giovani con le modalità tipiche dei giovani. Ecco, dobbiamo sempre ricordare, ecco, di essere chiesa anche che con i linguaggi sa essere vicino, insomma, alle persone nelle varie fasce d'età, tra cui soprattutto i giovani. Esattamente, esattamente. Don Roberto, io ti ringrazio per essere Grazie stato... a te, grazie a voi davvero. Per essere stato qui in studio. Vado a chiudere questo bello appuntamento, bello frizzante, insomma, che abbiamo avuto in diretta da Lisbona, ricordandovi i prossimi appuntamenti. Venerdì alle ore 18:30 ci sarà il collegamento, quindi non avremo collegamenti personalizzati, ma ci sarà il collegamento con la Via Crucis, appunto, con i giovani a Lisbona. Poi sabato invece vi aspettiamo in diretta a partire dalle ore 21, avremo gli ospiti, avremo il collegamento, speriamo, insomma, di riuscire a collegarci appunto con il momento molto intenso della veglia, appunto con Papa Francesco, dalla Collina dell'Incontro di Lisbona, e sempre dalla Collina dell'Incontro domenica mattina a partire dalle 9:30 ci sarà il collegamento per la Santa Messa conclusiva presieduta da Papa Francesco. Quindi questi sono gli appuntamenti. Magari avremo modo anche nelle prossime puntate di riprendere alcuni dei messaggi del Papa. Vi cito solo questi che ha detto proprio pochi minuti prima della messa in onda della nostra trasmissione. Ha ribadito ai giovani che lo stavano ascoltando che nella Chiesa c'è spazio per tutti, che i giovani devono essere allergici alla falsità e che Gesù ci vuole così come siamo, e quindi c'è posto per tutti nella Chiesa e Dio ci ama. Questo è un po' il riassunto del messaggio appunto che è stato dato da Papa Francesco pochi istanti fa in occasione della cerimonia di accoglienza, ma avremo modo di sentire le parole del Papa anche nei prossimi giorni. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie ancora a chi da Lisbona ci ha permesso il collegamento, e quindi io vi do appuntamento alla Via Crucis domani e poi sabato a partire dalle ore 21. Levantemos os braços, a pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.